Cari amiche e amici di Guarda che Stella, quinta puntata della terza stagione del magazine dedicato a Rivignano e suoi dintorni. Puntata speciale. Quest'oggi parleremo della Onlus, un cerchio per la vita. Allacciate le cinture, si parte, let's go. Iniziative 2013, siamo verso Natale, cosa ci proponete di interessante per questo fine anno? Allora, intanto di proposte le abbiamo già iniziate inizio anno e sono state diverse e molteplici. Abbiamo iniziato con il bus navetta, se così lo vogliamo chiamare, un tragitto, un trasporto per delle persone che devono fare un trattamento, diciamo, benefico alle terme di Bibione. Quindi c'è stato 2 settimane di trasporto di queste persone tramite il nostro pulmino a portare queste persone dove hanno potuto appunto usufruire di questo trattamento. Ecco, possiamo dire un po' il tragitto giornaliero? Allora, è stato programmato, diciamo, un tragitto predisposto, se così vogliamo, se non addirittura anche su richiesta, non è che rimane fisso quel tragitto. Abbiamo 2 giorni alla settimana ed esattamente lunedì e il venerdì il pulmino si mette a disposizione delle persone che hanno possibilità di raggiungere anche semplicemente la piazza, diciamo, o addirittura anche andare in farmacia o dal medico per delle ricette. Il pulmino passa ad una determinata ora, le signore sanno, si fanno aspettare fuori casa, salgono, vengono riportate in piazza, fanno le loro dovute commissioni e allora stabilite si fanno ritrovare dove il pulmino le riporterà. Ci sono delle signore che io mi sono anche un po' interessata, non solo per il bisogno di fare la spesa, di andare dal medico, ma anche solo per il fatto di poter uscire da casa, giusto anche per incontrare delle persone che magari da tempo non guardano, non vedono, non sanno, per scambiare anche 2 parole, per prendere un caffè. Possiamo dire attività concreta a 360 gradi? Esatto, a 360 gradi. E lei quanto tempo che fa questa attività? Quanto tempo che svolge questa attività? Non da tanto veramente, quindi sarà un paio d'anni, quindi sì, però ce la sto mettendo tutta, ecco. Ed è contenta del servizio? Direi di sì, è un'iniziativa che ha dei buoni propositi e sto facendo il massimo perché li raggiungiamo il massimo. Cioè cerchiamo di migliorarci almeno, non sempre tutto va liscio come dovrebbe, però non demordiamo, andiamo avanti, magari anche a spintoni, ma vogliamo raggiungere insomma i nostri obiettivi. Benissimo. Un altro obiettivo, ecco, visto che me l'ha chiesto, noi abbiamo un allestimento da regalare, un allestimento ai bambini. Verrà fatta un'area verde giusto qui, dove siamo dietro al municipio di Rivignano, verrà adibita per i bambini e noi ci siamo proposti di allestirlo con i giochi che fanno parte di un'altalena, uno scivolo o quant'altro. E anche questo è il nostro obiettivo che ce lo stiamo, diciamo, proponendo e vorremmo anche... a casa. Esatto, se non è in breve, ma penso proprio di sì. Presidente, la vediamo sorridente, contento, cosa dobbiamo aggiungere? Tipo? Mi deve dire lei, non posso dirglielo io. Mi dica lei. Aggiungere quello che ho già detto? Beh, il gruppo è aumentato parecchio nel giro di quest'anno, quindi siamo molto contenti, quindi vuol dire che diciamo, l'operato lo stiamo facendo, ha coinvolto altra gente, quindi siamo contenti di questo nuovo gruppo, diciamo. Possiamo dire che la gente sta rispondendo, il vostro servizio è sempre preciso e puntuale? Sì, boh, come diceva la collega... Beh, comunque siete dei volontari. Siamo dei volontari, esatto, che nel tempo disponibile che noi abbiamo, insomma, ce l'abbiamo da fare per queste persone che hanno bisogno più di noi, diciamo. Che territorio coprite? Per il momento del territorio del comune di Rivignano, però il prossimo anno con l'evento di Rivignano Teor copriremo anche Teor, diciamo. Cosa vi chiedono i vostri utenti in particolare? Quali sono le richieste che vengono fatte? Boh, la maggior parte sono richieste, diciamo, di visite negli ospedali, quelle più, diciamo, più comune.
ogni giorno, a parte il trasporto 2 volte per settimana delle frazioni a Rivignano, però la maggior parte sono gente che ci chiede di portare visite in tutti gli ospedali, non diciamo lontanissimo, ma insomma siamo andati anche fuori regione un colpo. Senta, bilancio 2013, dopo un anno di attività del Pulmino? Ottimo. Serviva? Sì, serviva, esatto, il bilancio è ottimo, grazie al Comune che ci sostiene. Beh, andiamo avanti, visto la donazione che abbiamo fatta noi al Comune, pertanto andiamo avanti. Con questo baffetto dice tutto. Intanto ha già parlato mia moglie abbastanza, che è la prima che ha intervistato, quindi l'ho portata per quello, così dice tutto lei e io mi lavo le mani, no? Comunque diciamo che siamo abbastanza attivi nel lavoro che facciamo, ecco, ci diamo da fare, dai. Ecco, sempre sul pezzo, sempre presenti. Sì. Ecco, cosa vuol dire fare, ad esempio, anche un giovane, rivolgiamoci magari ai giovani che hanno più tempo, cosa vuol dire ad esempio fare il volontario? Vuol dire avere pazienza, sopportare la gente e darsi da fare senza chiedere niente in cambio. Senza niente, soprattutto senza chiedere. Esatto, sì. Quanto tempo che fa questa attività? Non è tanto sarà un annetto neanche. Invece, quando sono andato in pensione, ecco. Da quando è in pensione. Lei invece la vediamo più esperto. Beh, più esperto, insomma. Io sono già 1 anno e mezzo che sono qua nel volontariato. Sì, con la gente purtroppo noi abbiamo a che fare e cerchiamo di fare sempre il meglio. E a proposito dei giovani, se qualche giovane vuole entrare con noi è sempre benvenuto. No, non dai 10 ai 15 anni, ma giovani che hanno una certa età anche avere la patente per fare dopo scuola anche. Diciamo che sostituisce in un certo senso quello che era una volta il militare. Ma sì. È un'esperienza di vita. Non è da dire sempre signor sì, signor no qua si dice vengo, se sai cosa fare chiedi, se non sai chiedi, in generale non porta via tanto tempo, è che ci vuole un po' di pazienza in tutte le cose, ecco. Perfetto, invece lei cosa ci racconta? Cosa vuole che racconti? I miei amici hanno dato giusto, tocca fare volontariato, è bello. Siamo contenti Mi è che piaciuta questa frase, volontariato è bello. Sì, non credevo neanche io, però dico francamente, è bello impegnarsi. Si dice una seconda giovinezza. Sì, o perché manca qualcuno, perché non manca qualcuno, però torna a partire la vita, no? Per gli altri, più anziani, più tutto. Quanto tempo che svolge questa attività? Sarà un 6 mesi. 6 mesi, però insomma... Sì, ho capito che far del bene forse è necessario. Visti i tempi? Sì. E poi, come dice il mio amico lì, la gioventù, sarebbe bello che entrasse anche loro a vedere, a fare, a provare, per impegnarsi. Perché tocca ingrandirsi, no? Perché quei soldi non ce ne sono più. Allora il volontariato è una cosa più che normale. Allora, lei mi ha detto, Ezacia Carat che ha 3 volte, ma è passato un anno però. Sì. A distanza di un anno cosa ci dice? Siamo migliorati, abbiamo il pulmino nuovo, abbiamo anziani nuovi, Gli anziani aumentano. Allora io sto un po' male quando che devo portare qualche anziano a fare la chemio a Udine. Le prime volte non parlavano, volevano sedersi di dietro, no, vicino all'autista. Allora un po' alla volta, dolcemente li ho portati dalla mia parte. Perché non basta solo portarli a domicilio per fare la chemio, però quando che vengono fuori sono distrutti. Dunque voi fate anche un secondo servizio. Ma io direi di sì, che è il più importante per me. Io le parlo col cuore, li accarezzo, le dico una parola dolce e dopo vedi che qualcuno fa qualche lacrima. Bisogna sempre dargli quella parola di conforto. Per me sì, è la prima cosa. E dopo aiutarli a scendere, a salire, portarli all'ospedale, starli sempre vicino, più che si può. Adesso dico un'altra cosa, io sono il più anziano, ho 77 anni, ho lasciato largo ai giovani, ho già fatto abbastanza, sono già più di qualche anno che sono qua. Le do qualche consiglio e vanno avanti bene, benissimo. E siamo orgogliosi di questo servizio perché gli diamo il cuore e non vogliamo niente, siamo pensionati
e ci sentiamo più realizzati che non nel lavoro che abbiamo fatto 40 anni. Queste sono belle parole le sue. Caro mio, io mi sento leggero, libero, contentissimo. Quando che vado a casa le racconto tutta a mia moglie, alle mie nipotine. Ecco, questo dice tutto. Invece la signora mi dicono che anche lei è molto impegnata, no? Sì, beh, non meno degli altri, come gli altri naturalmente, no? Sì, sono contenta di far parte di questo gruppo perché volontariato è una gran bella parola. Volontariato vuol dire, oltre che essere disponibile alle persone che hanno bisogno, ascoltarle soprattutto, e questo ci gratifica tantissimo perché magari dicono che il vecchio sa dire sempre che, no? Conti sempre che, però è bello stare a ascoltarli e farli sentire per un momento importanti. E quindi per me sono contenta del gruppo perché siamo un gruppo fiatato e sono contenta del servizio che si fa nel nostro paese perché valeva la pena veramente. Senta, si dice che quelli dopo una certa età danno lo spunto giusto ai giovani, mi conferma? Sì, sì, perché la vita è comunque sempre quella, al di là di tanta gioventù che pensa di essersi fatti da soli qualcuno, no? Invece la vita è sempre quella, ci insegnano sempre. Hai davanti, metti. Sì. Finché si può aiutare che altri è una gran bella cosa. Siamo alla doppia coppia, cominciamo con la signora. Noi siamo le new entry, è da 2 o 3 mesi che facciamo parte di questo gruppo, siamo molto contenti, si fa volentieri e speriamo che tutti siano soddisfatti anche di noi. Invece sentiamo la sua dolce metà. Niente, avendo tempo ci dedichiamo un po' a fare questo servizio che riteniamo una cosa gradita e utile. Una cosa utile e importante per la comunità. Esatto. Magari da monito anche per altri, no? Direi Tempi, no? direi di sì. Certamente, complimenti. Invece sentiamo la signora, cosa dice? Cosa ci racconta? Quanto tempo che opera con il non è servizio? tanto tempo. Contenta, soddisfatta? Sì. Deve fare di più? Sì, Di cosa si occupa lei principalmente? e dei bambini dell'asilo. Dunque fa la scuola materna, Sì. aiuta insomma le maestre nel Sì. doppio servizio in questo senso. Bene, sentiamo invece suo marito. Sì, il figlio ci ha messi dentro, ha detto fate qualcosa di utile. Vi ha detto, là dentro e fosse salvo. Va bene, tutto qui, sì. E lei è contento? Sì. Contento, non Sì. deve dire niente al figlio. No. Bene, lei è di poche parole, ma uno che Sì, lavora. ecco, dico grazie al E figlio. usa quelli di come dopo. Ecco. Allora, assessore, siamo in tour, come si dice in questi casi. Eccoci qua, siamo in tour, ci racconta un po' il movimento, che giro stiamo facendo adesso? Adesso ripercorriamo lentamente quello che è il percorso che ogni giorno o 2 volte alla settimana, a seconda delle richieste, i volontari fanno per trasportare e accompagnare le persone delle frazioni di Rivignano e di Teor dalle frazioni appunto ai capoluoghi. Ecco, siamo all'interno del furgone, vediamo tutti Sì. i volontari, con una panoramica veloce, non è proprio come al Giro d'Italia quasi, riprese mobili in questo caso. Senta una cosa, oltre a questi signori qui presenti, quanti sono i componenti del gruppo? Il gruppo si è ampliato quest'anno e ormai raggiunge la bellissima cifra di 40 e più volontari, per cui siamo felicissimi e orgogliosi anche di questo perché abbiamo tantissime attività e quindi i volontari sono impegnati in molteplici e varie attività quotidianamente. Bene, cosa dobbiamo aggiungere ancora? Che sono bravissimi, che rappresentano un fiore all'occhiello nel panorama delle associazioni di Rivignano, che è ricchissima di associazioni, di associazionismo, di volontariato, di generosità, di solidarietà, ne danno ogni giorno un esempio sul campo e con il loro impegno e con la loro buona volontà. Senta, ma il pilota qua ricorda più Niki Lauda o I nostri piloti sono bravissimi e il volontariato, come dico sempre io, si fa in 2 modi: in modo attivo, facendolo per gli altri, e in modo passivo, facendolo anche per se stessi, perché fare del bene agli altri fa bene anche a noi. Che lei fa parte del gruppo? Sì, ho cominciato quest'anno, praticamente all'inizio di quest'anno, e sono molto contento anche perché se non altro si sta con la gente e con i vecchi, e quello vuol dire molto, con i malati.
dispiace anche qualche volta se va magari per prendere qualche malato e purtroppo non c'è più. Contente? Siete contente, signora? C'è le liberi, dici anche al show. Hai perduto la navetta e vuoi a buon'ora, stiamo a 11. No, ma sei il mio dei trenos, no? Dai. Sei il mio dei trenos, no? Che senza tornare a chiudere. Se dice c'è mica mo? Sì. C'è ben, e che mi dogli un minuto, io so caricchela. Grazie come sempre per l'ascolto, alla prossima.